io mi sono attrezzata bene, serve un po' di forza. Direttamente dalla campagna, melagrane. Ci serviranno solo 3 ingredienti: qualche frutto da cui estrarre il succo, amido di mais oppure di grano e un po' di zucchero. Ho tantissimi alberi di melograno e quindi ho procurato uno spremi melagrana. Questo mi agevola nel lavoro. Le melagrane sono state già lavate e adesso le taglio semplicemente a metà. Posiziono qui ogni metà e vado semplicemente a schiacciare. Guardate che bello! Dosi per 4 persone, 500 ml di succo, 45 g di amido e 70 g di zucchero. Iniziamo versando l'amido all'interno di un pentolino e aggiungiamo una piccola parte di succo che servirà a sciogliere l'amido. Per un gelo perfettamente liscio dobbiamo accertarci di sciogliere bene tutti i grumi. Aggiungiamo anche lo zucchero e mescoliamo ancora. Quando abbiamo ottenuto una cremina perfettamente liscia, ecco che possiamo aggiungere tutto il succo restante. Adesso aspettiamo il bollore mescolando di continuo. Ecco, la consistenza è già gelatinosa. Aspettiamo solo la comparsa delle bolle. Eccole. Continuiamo ancora un minuto e poi possiamo spegnere. Pirottini piccoli che ho precedentemente bagnato. Viene voglia di mangiarlo subito. In realtà il gelo lo lasciamo raffreddare qualche minuto a temperatura ambiente e poi lo trasferiamo in frigorifero. Lì dovrà riposare almeno 8 ore, sarebbe meglio anche tutta la notte. L'attesa è finita, ecco i nostri dolci dopo una notte in frigorifero. Stacco delicatamente i bordi ed ecco il nostro gelo che adesso va solo decorato a piacere. Possiamo decorare con della frutta secca. Io ho scelto granella di pistacchio per creare un contrasto di colore e poi possiamo mettere degli arilli per richiamare proprio il frutto utilizzato nella ricetta. Ed ecco il nostro goloso dessert pronto per essere portato a tavola. Se l'idea vi è piaciuta, condividete il video e lasciate un commento.